Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Masterchef. Oggi inizieremo una serie in cui io scriverò storie, ve le leggerò a voi. Ecco, oggi ve le leggerò One Act at Flopkiss. Tutti ad ascoltare, mettetevi in cerchio e io leggo One Act at Flopkiss. Stavo cercando lavoro, avevo pochi soldi. Guardai sui giornali per cercare lavoro, trovai guardia notturno per una notte. Accettai il lavoro. Appena arrivato il capo mi disse buona fortuna, ne hai bisogno. E intanto ho visto sul tavolo alcune cose, un pupazzo di Winnie the Pooh, una scimmia, la testa di Luigi e altre cose. Ho guardato le telecamere. Ho visto un uomo insieme a un'altra cosa. Aveva la testa a forma di scatola e il corpo. Ho visto in bagno, ho visto tipo un castoro sul vaso con il giornale. L'uovo era Flopkiss, era scomparso. Ho visto alla mia sinistra. C'era Flopkiss, ho chiuso subito la porta. Dopo se n'è andato. Aprì la porta, non c'era. Ho visto alla mia destra, c'era quella scatola. Aveva un sorriso bruttissimo. Mi fissava. Dopo se n'è andato. Ho controllato in bagno. Non c'era il castoro. C'era scritto I've run out. Ed è corso, ho chiuso subitissimo la porta. Dopo ho sentito sbattere. Dopo ho aperto la porta. Non c'era. 4 di mattina. 2 ore e me ne vado. Flopkiss e la scatola. Ho visto c'era un buco nel Flopkiss e la scatola c'era. Ho visto c'era un buco nel muro. Usciva un pagliaccio. Ogni volta che vedevo le telecamere si avvicinava. 5 anni. Un'ora e me ne vado. Il clown oramai era arrivato. Stiamo. Yeah, ce l'ho fatta finalmente. Ragazzi, ho altre storie che credi. Vabbè, questo è tutto.